Ultimo collegamento, qui già sullo sfondo c'è il responsabile di tutta l'organizzazione che sta spronando gli chef a impiattare e siamo con un'altra bella donna. Sì, un'altra delegata e con Nicoletta Ranzato Esatto. siamo a Belluno. Siamo a Belluno e Nicoletta, veramente hai fatto il botto, hai portato un grande maestro Ho qui con fatto il te. botto veramente, sono felicissima e onoratissima perché avere un personaggio del calibro di Enzo De Pra con noi penso sia il massimo che una delegazione possa avere. Un pezzo di cucina nazionale e internazionale, perché è così. Un po' storica, sì, è vero. Anch'io sono contento di essere qui e sono venuto molto volentieri. Occasione per dare una mano a Nicoletta, Sì, Assolutamente, questo sì. sì. a tutto Belluno, a tutta la provincia, perché voi siete anche ambasciatori di questo territorio, perché prima mi dicevi che tu segui anche molti progetti del luogo, no? Una fattoria didattica, Sì, una bambini. acetaia. Con i bambini insegno loro a fare la pasta, a fare le fritatine con le erbette, ma soprattutto mi diverto comunque e insegno qualcosa, che sono i più bravi alunni di sempre. Più piccoli sono, più bravi sono. Ma cosa ci hai portato oggi? Anzi, facciamo dire il titolo a Emanuela. Emanuela, che piatto ci hanno portato gli amici di Belluno? Allora, risotto e fongadina dell'Alpago, perché proprio a Pieve d'Alpago insomma, si trova il ristorante Dolada, quindi c'è un legame fortissimo anche qui con il territorio. Abbiamo una stella delle Dolomiti bellunesi che presenta questo risotto oggi, davvero, perché come dicevi prima è comunque un ristorante che ha fatto da capofila alla ristorazione di tutta quell'area, come dicevamo anche con Nicoletta poco fa. E Nicoletta bravissima perché poi in combinata ha scelto un vino del territorio anche quello, vero Nicoletta? Ci parli di questo Allora, passiamo vino? prima dal vino e poi ritorniamo alla ricetta. Abbiamo scelto un vino del territorio, un vino che viene dalla zona di San Gregorio delle Alpi, che è un piccolo paesino nelle vicinanze di Feltre. Viene prodotto da due ragazzi molto giovani che si sono messi in gioco, diciamo, è poco che esiste questo vigneto, sono 10 anni e loro ce la stanno veramente mettendo tutta. È un vino biologico, molto interessante, dopo lo assaggeremo, comunque adesso dovrei anche farlo vedere, ha un colore che è eccezionale, è un giallo dorato aranciato, bellissimo, mi emoziono. Voi seguiteci perché dopo ve lo facciamo vedere e quindi ad assaggiare, perché poi assaggiare no, perché lo assaggiamo noi per voi. no, ha dei profumi che sono veramente sublimi, li definirei, e si abbina perfettamente con il risotto di Enzo. Abbiamo proprio voluto scegliere i prodotti del nostro territorio per promuovere il nostro territorio che ha bisogno, Sempre bisogno di come promozione. tutti i territori, ma Anche però il perché- bellunese è già un territorio più difficile perché avendo anche pochi produttori di vino, in compenso abbiamo tanti ristoratori. Abbiamo dei ristoratori come Enzo che ci pensano a tenere alto il vessillo Esatto. di Belluno. Raccontaci due cose anche su questa ricetta. Due cose, una solo, Una cosa sola, mi raccomando. è l'espressione della semplicità, perché invecchiando, caro mio, quello che ti accadrà più avanti No, che mi sta già accadendo. è togliere, sicché qui c'è l'essenziale perché rimanga un piatto fortemente della tradizione. Bellissimo, invece che aggiungere bisogna anche saper appunto razionalizzare, togliere, mantenere i sapori essenziali. Nella vita, finché si è giovani, si cerca di aggiungere. Io ero orgoglioso di fare un risotto con 20-30 ingredienti. Adesso sono contento di averne due. E Complimenti, Io complimenti. aggiungo che rispecchia il nostro territorio, sia il risotto che il vino, che è un territorio semplice e anche povero a volte, però che ha tanto da dare. Grazie ancora. Manuela, direi che abbiamo chiuso veramente in bellezza perché sia le parole di Nicoletta che quelle di Enzo ci fanno capire l'essenza anche della vita, no? Sì, io sottoscrivo le parole di Nicoletta perché conosco bene il territorio bellunese. Io provengo da Rovigo, siamo le due estremità dell'impero qui in Veneto ed è proprio così, i bellunesi sono gente vera, autentica e quindi qua c'è coerenza di tutto, complimenti. Poi Bravo. è bello perché certi territori, appunto come quelli più estremi, Belluno, Rovigo, apprezzano l'essenzialità e la valorizzano perché è una necessità. Sì, certo, stiamo cercando di fare del nostro meglio, speriamo sia un successo.
Bene, bocca al lupo anche a voi e dopo ci ritroviamo con le Sani.